Saluti, saluti, saluti a tutti, benvenuti a Videosatros, a Genoni, sul festival tra sardo e profano, oltre il mare e la Sardegna. Poi, adesso sapremo di, però io ho fatto un'anteprima ci da passata in Pirri, poi cominciai a conoscere gli ospiti di questa edizione di Occani e è andata bene in media, dunque se voi pure dovete andare bene a suo gruppo. Questo è un festival che ha concordato a socio basso nome, Simponia, e si è su a 75 edizioni. Sì. È un festival che indica da pari la musica sarda con la musica del suo mondo, no? Fai da toviare i suonatori sardos con i suonatori strangos, in questa filosofia, questo spirito di scambio, no? De si conosci a pari. E è prazione in due parti, Berano e Stati. Però non si dollo contai tutto Deo, ma serio a uno dei animas e dei scoros, dei sconcas, dei zanai, dei sassozios Simponia, da non dubbio questa luce è in sorprende in me, però è Jonathan della Marianna, che grazie da noi, Paco Paco, contavo su conto di queste 5 edizioni, e delle edizioni di Occanno Puro. Jonathan, microfono house, muoviti il microfono house. Bene, benio, tutto drogato. Ecco. Benvenuti a questa edizione di Occanno, che ha sconcordato tutto e tutto, Sabida De Geroni, sapremo di in Cingiausu sul festival. Contasi prima Paco Paco suo conto del Sassozio e del suo festival e tutto. Tanto Sassozio nostro, Simponia, commenti e puoi subire un vago in giro dell'Occandina e tutta questa pubblicità che io ho fatto. Se uso una varietà socio su Deo con Andrea Vurdu, su visarmonicista e Enrico Viccheri che oggi li ho posto a traballare in regia e un vago su Factotum del Sassozio. Noi sono nasciuti sul 2013, praticamente nascevo come suonatori di fisarmonica Andrea appunto ed Enrico come suonatori della UNEDAS, sono allievo del suo maestro Manu Orlando Magia, e tanto poi tanto che si pone a fare attività musicali e culturali delle tradizioni nostre, dessa cosa nostra. Se vogliamo più oggi con questo bello festival. 5 anni ci punti passati. Questa è la quinta edizione, ho cominciato sul 2017 in Castello e ho anno passato proprio ci ho fatto a mandare un pago in giro. Sono partito da Castello de Pirri e ho usato via Orlando e tutto in Pula. E Occano, grazie a questa aiuto, a questa collaborazione di Ignazio Cadeddu e di Gianluca, suo sindaco di Gerone, si usa provillato in noi pure. Ci devo fatta. Che ne punti gli ospiti che si scioperava questa edizione di Occano? Occano teneva ospiti strangi, a Pattinoso, i Sardus. a Pattinoso Sardus, suonatori la UNEDAS, sonettos, chitarras, tutto su Chideneus. Ospite in mano è Davide Campisi, siciliano, che canta e suona a tamburello, come ti potevi dire noi già arrangiato su Gallente, questa cosa, se giravo questo... Poi tanta la stufa accanto, come si scordai. Amarol. Altri ospiti in Portomano antessi due amici spagnoli, funti dessa Galizia, ma vivono in Madrid, e ci danno a girare un vago con le tradizioni sensori, con gaitas, cornamusas e altri suoni. Massimo Lorica, grande cantante e polistrumentista, Kenzenek, Nur, Nemo, sono vago tante cose. Poi uno curdo ci teneus. Poi grazie a noi e tutto c'è adesso Mubin Dunen, che è un curdo che va di musica curda, turca e sufi, con una sorta di salterio, si da poi Zerriai, Orlando Magia, Sufillu, Trunfasa, Frati Pireddas, De Durgali. Ci da Cabauso praticamente poi Pusti Grasi e Domenico Pula, sempre convitato del suo maestro Orlando, accanto a suo ha fatto su sa sede sul museo su di tanti strumenti su questa tradizione sarda. Ci da Cabauso appunto Domenico con
i frati Piredda, che hanno avuto grandi costruttori, faitori dei strunfas, e è una rarità, si può dire, perché un bello strumento, io so che tu fai e tanto sa. Non funti in meda, sa, che No. vai in te trunfa, sa. No, poi una rosa che si trunfa proprio, moi, fendo proprio una parentesi, pensavo che andieni di Ponai, mo ne usa Davide siciliano, pensavo che si trunfa è fatta siciliana, no, No, sa in gatta Sardegna si gatta da sempre, ma si Ma gatta in in altro tanti luogo parti pure. del suo mondo. Sì. Sì, signore. Grazie, sa, è bravo. Poi moi si saluta, poi moi. Oggi si torna Poi mo si a saluta. questionare. Lasciami sul microfono che ho lo zerriai, devo so. Sì. Non me ne a Gianluca Serra, su sindaco, quindi ampia da su valco, feso i saluti istituzionali, se no? A su manco. Bravo. Beh, un applauso ci Sindaco, certo. bene in boffi Bene, pure. bene, sì, no. Bene in boffi pure. No, bene in di Brusen noi, Gianluca. No, noi veniamo in boffio. Pago gente, buona festa. T'ha fatto a male, ha fatto. Ma che punti che ti candidi, eh? Una mia. Ah, è giocando. Giocando. E in Santo so. No, grazie a voi per la presenza. Chi siamo in Sardo che noi si ci canto di no. No, no. Benvenuti. Grazie, grazie. Mi auguro che questa sia la prima volta di me. De me, da Spereus. Che andi di Melus. Come ti si vivi in sabida de Geroni? Canto sei? Benissimo. Certo. Canto sei? No, non sa manca nulla. Conca. Canto sei? Ti chiedo sabida? 7,90. Sempre. E Gesù stai bene, no? Stai bene. Sta bene. Il problema è avuto in me, quattro cose, mancata servizi, tutto, io già delle cose, sono sempre combattenti, Ai giovani si sta in sabida o preferiti accessire sin andato al luogo? No, è un aro, se, poi scantando su manco, A conosci sul mondo, a conosci esatto, sul mondo. È incisioso. Comunque, questa è la situazione. Grazie a tutti. Ma che su tempo soi si affricava, no? Tu ben tu. Tutti a corraso in domo. Ma noi si tornavo su grappuro, Dunque, sa. Sì che uso, che noi sto adesso grazie. Grazie per tornare a questionare, preparati sul discorso, no testa. Va bene. Va? No. No, tanto non c'è cosa fare. Buona serata. Grazie Gianluca. Dammi da me, oppure dai, ci devo su no. Se uso in diretta a Facebook pure, che vesti di oide non si biri avrà disponibili fino a scrasi e satradisi. Dunque, se noi ci imbuccavo su una reuso proprio in sta serata di oggi con suo primo ospite, che non è sardo, è uno strangio, è siciliano, è Davide Campisi, che deve essere noi a giro, ma tornare, devo in questa luce, non ci più. Che è siciliano di Enna, e poi devo contare vago su conto, non cristiano a su sardo, ma Gedu Verdonaus. Sardo, siciliano da cristiano. Si tocca da cristiano fiorentino, Davide, per capirci. Spiegaci un po', raccontaci un po' chi sei, presentati per chi non ti conosce, un po' la tua storia, in breve. Ciao insomma. a tutti, intanto ciao. No, non si vede bene. Lo però- so, dopo un audio pure. Dunque, sì, sono di Enna, dall'ombelico della Sicilia, esattamente al centro, ed è un onore venire qui e visitare ancora una volta la Sardegna, una parte della Sardegna. Perché non è la prima volta, diciamolo, non è la prima Non volta è la che prima viene volta, in già sarà Sardegna. il quarto anno, forse terzo anno. Dal premio Parodi mi risulta, no? Dal 2017 è la 17, prima sì. volta. E poi, grazie ai ragazzi di Simfonia, abbiamo stretto questa collaborazione. Benissimo. E siamo qua.
Che cosa ci fate sentire oggi? Hai un armamentario di tamburi di varie taglie, dimensioni, colori, Esatto, sì. ma è tutta roba siciliana o è assortita No, i tamburi a come cornice sono strumenti che vengono dal sud del mondo. del mondo? Quindi ogni zona del mondo ha il suo strumento che lo rappresenta come tamburo a cornice. C'è il bendir nel Maghreb, abbiamo la kangira in India, abbiamo i tamburi in Italia, quindi dal Lazio in giù. Tu come ti sei formato? Come hai imparato? All'età di 15 anni ho cominciato a studiare la batteria Sì. e a 20 anni mi innamorai di questi strumenti che ascoltai un brano per tamburo e voce in una tape cassetta. Sentivo questo suono che andava di pancia, no? Dico, ma che strumento è? E poi mi spiegarono che era un tamburo a cornice. E da là cominciai a studiare. Sempre come autodidatta oppure hai avuto No, ho avuto maestri? vari maestri, ma sono strumenti popolari, quindi in Tunisia per esempio ci sono nei conservatori si studia la darbuka, questi strumenti popolari vengono studiati come musica d'arte. In Italia ancora no, però ci arriveremo secondo me. Quindi i vari, diciamo, maestri sono stati il popolo che andavo incontrando in giro per l'Italia. Raccontaci anche questo Yoka, il nome di questo progetto che presenti Yoka è oggi. l'ultimo album, sì, Che è vuol dire uscito. gioca, penso. Gioca, sì, che era c'è facile. questa J che accomuna un po'. Sì, sì, ma anche, la Sardegna. sì, anche in certe varianti del sardo si dice Yoka. Yoka, Qui sì. si dice gioga, però vabbè, dai, Gioca, siamo gioca. vicini. Gioca. 2G, gioga. Gioca. Yoka, sì, per giocare si dice nella zona dell'Ennese. Quindi giocare con le parole, giocare con il ritmo. Si fanno sentire. Si fanno sentire? E quindi niente, è un modo per giocare attraverso la musica, insomma. Ma parte dal repertorio siciliano, si apre al Mediterraneo, al Maghreb. Nel disco sì, ci sono vari suoni che abbiamo Bravo, inserito. diciamolo nel che tu hai portato anche qualche Sì, disco, sì. quindi dopo, insomma, chi Se vi vorrà... va con grande piacere, abbiamo fatto questa mescolanza tra sempre utilizzando i tamburi a cornice come strumento principe e poi abbiamo miscelato dei suoni anche elettronici, alcuni suoni particolari di chitarre con degli effetti studiati. È registrato in Sicilia il Sì, disco? sempre a Enna. Insomma, Sì. è uscito il disco il 12 febbraio. Durante il lockdown abbiamo lavorato a distanza col produttore artistico Marco Corrao, che visto che c'è la diretta Facebook ne approfitto per Certo, salutarlo. certo. È bello perché ci mandavamo il materiale a distanza. Ti piace questo? Sì, no, carino, però vediamo un po'. E poi registravamo in studio quando si poteva. Benissimo, allora ti ascoltiamo, poi dopo magari continuiamo a chiacchierare. Con piacere. Davide Campisi. Grazie.
bir sürü ki camminano tagliano l'alba. Io bir solo chi la mattina tagliano l'alba. Vedi solo nebbia e vento camminano all'alba. Perdi all'occhi camminano strati strati all'alba. Solo chi la mattina toccano la miseria. Io per solo chi la mattina vedi un'indifferenza, vedi un rumore solo senza una carezza, vedi un rumore senza salvezza. Occhi nuovi nuovi, pepe di speranza. Ogni occhi pitaliari, magari la bellezza, bellezza di amori che nascono ventre cresci. Tu occhi nuovi pitaliari, l'alba. Camminanti immensi, diavolo immensi, Sant'Africa, Sicilia, Sicilia, Africa, immensa rinano deserto, murono comuricani, imbalsamati sotto un solo in conocchioni per briari, Shada Anna, la la, Washadu Anna Mohammed, Rasulullah. Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah.
come figli di una stessa magia, gente caduna pani e guerra picampari, gente cavano e vino cercano la propria identità. Oriente e Occidenti, Italia, Africa. Non mi tenete, non lasciate né suonare, con strumenti che mi portano da una comincia, rompindo tutti gli schemi della nuova società e all'azzare i catini della nostra identità. Shadow Anna, la la la. واشهد ان محمد رسول الله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله Grazie. Il vento stasera fa da vela. Però vabbè. Ci siamo? Ci siete? Ok. Il prossimo brano è un testo tradizionale, si intitola Chianta la fava. Racconta del villano, del contadino che prende la fava, è un po' a canone così. Proviamo a fare un ritmo insieme. L'uvigianeggio chi chianta la fava, quando la chianta così, chianta tanticchia riposi, riposa, poi si rimetti li mano così, la chianta così. Poi si rimetti li mano così, l'uvigianeggio chi scippa la fava, quando la scippa così, scippa tanticchia riposi, riposa, poi si rimetti li mano così, la chianta così, la scippa così. Poi si rimetti li mano così, l'uvigianeggio chi spicchia la fava, quando la spicchia così, spicchia canticchia riposi, riposa, poi si rimetti li mano così, la chianta così, la scippa così, la spicchia così. Poi si rimetti li mano così.
specchia così, specchia tanti chiarri posi di posa, poi si rimetti le mani così, la pianta così, la scippa così, la specchia così, la cosa così. Poi si rimetti le mani così. Si rimetti di mano così. Grazie. Genoni è bellissima, ma questo vento chi l'ha portato? Insomma, vorrei capire. Comunque faccio lo sperto, come si dice a Enna, uspirtu o uspertu, in base alle zone della Sicilia. Ma Enna, essendo a 1000 metri, è sempre piena di vento e di nebbia, soprattutto. Noi chiamiamo apaesana, perché comincia dopo Ferragosto e se ne va a maggio. Quindi, come si suol dire, campanilismi, ma noi siamo messi male male. Quanto è alta Genoni? 460. Collina proprio. Il prossimo brano è un testo tradizionale della zona di Leonforte, comune della provincia di Enna, ed è un testo che cantano i lamentatori di Assoro, cioè Assoro ma Leonforte sono due paesi attaccatissimi, diciamo, sono quasi attaccati, nel periodo della Settimana Santa. C'è un pezzo che mi ha colpito più di tutti, che si intitola Maria itta una voce, ed è un momento in cui la Madonna parla con il Cristo, col Figlio, mentre è sulla croce. E fa così.
pusitinni dissi in capo di mia cucciate penni avia un figlio che imbrazza lutinni ora lui alla croce capenni o figlio di sta croce scennitinni che c'è la madre toccata di fenni madre benedicita ti venni che lume curva alla croce capenni che lume curva alla croce capenni ti benedico l'istente l'affanni di 9 mesi che imbrazzati tinni ti benedico l'istente l'affanni lulo con nascisti a tutti i panni ti benedico l'istente l'affanni li chiova di lana che moriranni poi tutti Grazie.
canta. Canta la giornata che nasce cuttia, balla canta e suona, a mattinata fai giornata piccu, la speranza che ne tieni conta, conta la tua vita, conta, tanto non ci capisci niente, che a mattinata fai giornata piccu, la speranza che ne tieni, va, corri, piglia vita musicona, non pensare che qualcuno ti comanda e ti lascia pane dura mangiare, e così tu cantai a pani. Pane in forno fresco pittia, cati conto con lo chianto negli occhi, lu profumo ti rallegra lo cuore. E lo chianto diventa canto, karma e pazienza ci vuole pillottare. In chi da buca non potevi parlare, capitami con la testa bucona, e poteri giocare, dalla mari, cati piglia, pisci cani, dalla fondo, cati piglia, lo pisci palumbo, dalla mari, cati piglia, pisci cani, dalla fondo, cati piglia, lo pisci palumbo. L'alba, che ogni giorno una scippi mia, mi dici laviti lo sangue d'incontro, lo sangue unico che campo per strada, come una secca malata, va, corri, piglia vita mozzicona, non pensare che qualcuno ti comanda e ti lascia pane duro mangiare, ecco ti gioca un taglio a karma, e pazienza ci vuole per lottare, forna pane per poter parlare, capi gamme con la testa boccona, e poter giocare, dalla Maria, cade piglia, pisci cani, dalla foto, cade piglia, lo pisci palumbo, dalla Maria, cade piglia, pisci cani, dalla foto, cade piglia, lo pisci palumbo, dalla Maria, cade piglia, pisci cani, dalla foto, cade piglia, lo pisci palumbo, dalla Maria, cade piglia, pisci cani, dalla foto, cade piglia, lo pisci palumbo, cati picchio piscicani, cati picchio piscicani, dalla mani cati picchio piscicani, cati picchio piscicani, cati picchio con la pisci, dalla mani cati picchio piscicani, cati picchio piscicani, cati picchio con la pisci, dalla mani cati picchio piscicani, cati picchio piscicani, cati picchio con la pisci, dalla mani cati picchio piscicani, cati picchio piscicani, cati picchio con la pisci. Grazie. Il prossimo è una filastrocca, un po' autoriale e un po' preso dalla tradizione. Anticamente si giocava con i bambini, ora non lo fa più nessuno, però è un gioco molto interessante secondo me, che era una sorta di didattica per insegnare ai bambini i numeri. Quindi si sedevano i bambini di spalle sulle ginocchia e si cantava, si faceva questo conto qua, sto conto. Crichetignola si buona, sulle spalle, no? Crichetignola si buona, schittureggia la maritata, quanto corna porta la crapa? Puntava il dito e il bambino diceva 2. Dudicisti e lo iuco vincisti, su 3 dicivuto iuco perdivuto. Quindi aveva indovinato. E ricominciava, crichetignola si buona, schittureggia la maritata, quanto corna porta la crapa? 2. Dudicisti e lo iuco perdisti, su 3 dicivuto iuco vincivuto. È chiaro? Ora sarebbe bello saperlo tradotto in sardo, poi chiediamo un po' a Jonathan, Enrico. Deve essere interessante questo gioco fatto in lingua sarda. Fatemi sentire a casa, per me è emozionante essere qua con voi. Tuppitapi tu. Tuppitapi tu.
Tupite tapite, tupite tapite, tupite tapite tu. Piano pianeggio piano, un giro con tanti contalo, parmo di la mano, un giro e s'arrevota come un muzzo di la rota, fa crescere i piccoli giri, distrudi li casteggi, fa rapere chiuri, stucchia possibili. Ne porta il faccio soli, e o cavo d'una stagione, appresso si lo poggia a pigliare per milioni, da marzo ietta l'acqua, sa ghiazza avanti i caprili, per chi con 7 voto mangia 7 voto ridi. Lo mese di la gran signore maggio ingannaturi, quando si preia forti capi un nassi lo lavori, si fanno la picciotta al picciotto vola mari, basta casco gli ugizi per farlo innamorare, così come un canario, visto chiuso ti ha avanzato, sventurata amante s'arre trova incatenato, già bene li finanze di la femmina fatali, castrazzo ancora l'uomini facino la raggiari. Sventurato che la scontra una vaneggia, che femmine salvagge tu ci come una ciarbeggia, ma tu che sei barbanti, piccigio Mariano, non perdere lo filo di lo conta battimano. E sì, lo chiuzzi duci ti fanno a pampineggia, va sconcicchiato, nanno su ti mente grava seggia, tutto che ti sa carina, lavano sa te vola, dischette maritata, riduci un creditignola si buona, scrittureggia la maritata, quando corna porta la crapa, tu dicisto io convincisti 13, puto io perdevo tu creditignola si buona, scrittureggia la maritata, quando corna porta la crapa, 13 io convincisti 14, puto io perdevo tu creditignola si buona, quando corna porta la crapa. Quanto corna porta la crapa? Don cichiti don cichiti don cichiti don cichiti Caspeggio conto antico e vi lasso da così. E tupite tapite l'anni. E ti capelempempe, ti capelato, peluto, pelempemputo, stinco, pelinco, pelempempem, pelempempempempem. Nel giardino del mio vicino c'è un gattino di nome e di capelempempe, di capelato, peluto, pelempemputo, stinco, pelinco, pelempempe, pelempempempempem. Nel giardino del mio vicino c'è un gattino di nome e di capelempempe, di capelato, peluto, pelempemputo, stinco, pelinco, pelempempe, pelempempempempem. E di capelempempe, di capelato, peluto, pelempemputo, stinco, pelinco, pelempempem, pelempempempempem. E di che pelle di che di che pelle di che di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che pelle di che di che pelle di che di che di che e di che pelle di che pelempempe di che pelato peluto pelempemputo stinco pelinco pelempempe pelempempempempe. Grazie. Grazie. Spero di poterci vedere in giro, spero di poterci rivedere un'altra volta, ma ci vedremo perché avrò ora l'onore di accompagnare poi un po' di fantastici musicisti sardi. Grazie ancora per essere venuti, grazie all'amministrazione di Genoni, insomma, forza, un bacio, grazie. Davide Campisi, com'è stato suonare con questo vento? Beato a te che ti puoi spettinare, meraviglioso. con tutta la mia sana invidia. Però Però che guarda, scenario. che bellissimo, bellissimo. Ci vediamo dopo, come hai annunciato, quindi non andare via. Ioca, Davide Campisi. Dunque, sacca in mano, Gesi e tornavo su Noso a Susardo con un altro progetto, Dringiglios. Dove non riuscivo a togliere questo Dringiglios? Ma se non era a Ignazio Cadeddu, che è sto oriundo de Genoni. Venite a noi, Ignazio, ci si spiega tu, togliere questo Dringiglios
E fu una bella varica di musicisti, saprù di Ignazio, Jonathan, del connoto prima, Jonathan della Marianna, Andrea Vudu, saccai, a sta fisarmonica, Ignazio, e a te saluto, Ignazio Cadeddu suona sta chitarra, già tu conoscesi, Gianni Azzori, questo bello strumento dei noi, questo spittiolus, poi si da spiegare isso, i testi di questo erbeccofono. E tu in noi si scovia i testi di questo Dringiglio, e te questo progetto che hai concordato? In sardo, italiano o in In inglese? sardo, in sardo. In sardo, ok. That's right. Va bene, questo progetto di Dringiglios, andavo prima ti ho su tornai. Dringiglios punti sono all'edda, ai voisi, mei festas e processioni. Tardinarau se non gero, ma come ragola. Sono all'edda. Chi è su Buonaggio? Su... Su Buonaggio, chi è? Su Bonaggio? Buonaggio, su dei Voice. No, non ci fu pizzicone che veniva su You Day Was, e c'è sta ancora. Esiste. Comunque, Dringiglios, Sono Allas. Su progetto Dringiglios è nasciuto 5-6 anni fa, ma chi mi ha raccontato bene me, sa conca volta, andate vedi. Fai Comunque, gioco. 3-5-6 anni fa. E in giro, nucleo, non era in italiano, nucleo principale, esiste 3, Jonathan della Marianna che sono Launella, Sorrettus e altre scoltelles, Trunfa. Andrea Burda sa fisarmonica, della chitarra e altri strumenti a corda. Questa è la base principale. Poi Ma sul repertorio che vedi, zita cos'è? aspetta, lasciami finire su. Cristiano. Scusa, sei un bida o lo spiegai scusa? Cristiana Cantolisi, mancate 2 stenti di ore e mezza. Ah, no, troppo. No, poserrai sul discorso che sono quello principale, si aggiunge altri musicisti, quindi quando era italiano una famiglia allargata. Poi c'è questa necessità, si prende da collaborare, cioè con me, non sguardare con questa tradizione, avere strumenti, launelles, per lo strumento sardo di gusto non esiste altro. La fisarmonica importata, la chitarra su proprio. Non sguardare con questa tradizione, aggiungere altri strumenti, come ti dicevo, o c'è un altro amico con noi, uno che fa parte della famiglia allargata, come una prima, Gianni Azzurro, che hanno scelto tutto, di Isere, un applauso doveroso. E su sono avviesi questa cosa particolare, cosa che deve venire a conca, isso, anche un macchimini, anche un otta, che girava, noi facciamo qualcosa di buono. Infatti, è l'unico in Sardegna che ha dentro questa idea. Benin a noi Gianni, si conta se funti copiendini, in mezzo se tu copietta, no, però l'idea originale estetica di Gianni, vedi, funti sonallas, sonalledas, pimpiocos e tutto. Conta se non va che tu, su conto. Funti è un batterista, un bravo batterista, però isso, a posto di questa musica rock e tutto che ha fatto, è in trauma in questa musica sarda, e quindi ha pensato, decisti che questa cosa, in mezzo, se intendi me la volta sono in festa, e poi pure se intendi su sono avanti, quindi si unisce bene su ballo sardo. Sul gruppo Dringiglios, o se sono noi in 4, però una volta sei 5, una volta sei 6, dipende da suonare che questi. su Vuedo, torna tempo, dipende da suonare che questi. Come ti dire su Inter, ecco, può pulita. Oltre i terreuso. Aspetta, lascia che se ne va Gianni, si conta la... Ma no, di conta su conto. Che non mi dire su prima. No, però intendevo Mezzo a Gianni burrico. pure. Contasi su conto di questo erbeccoffo. Gianni, ecco. Come te nasci? Ne fu fuori in sardo, io. In sala, non sei buono a chi stai nel sardo. Adesso se io sono in città, noi parliamo italiano. Fate un corso di sardo, dai pazienza. Niente, allora, Serbekov nasce di Buta, io sono un figlio Pastori, quindi so schiappo con Nottondomo. Poi devo essere un batterista, insomma, e quindi suoni. Questo so, giusto io ancora, quando mi venne questa idea di fare questa cosa, naturalmente poi da proporre è stata un po' difficoltosa perché cioè, è una cosa andata negli anni, fino a quando non ha pagato un gruppo dove veramente su strumento si è inserito. Il gruppo fu di Paolo Zicca, Orlando Magia e Gametta. Fu capitato a Orta Ismoro verso Pula e questa parte, si è incontrato. E ha proposto questa cosa, insomma, e poi fu andata innanzi. Poi in questi anni abbiamo proposto tutto in Piazza Sarda, insomma, è uno strumento ben voluto, è curioso, insomma, è
è roba vedevo gente in macchina, non è non è no. tutto. Cioè, non è Salvati che- da volte. infatti, grazie. Quindi, però la verità è che questa cosa è va con il nostro mondo agropastorale, adesso con il suo pastori. Erbecofono è il suo nome, cioè su omi è erbecche, da breve in sardo, fono, dal greco fono, voce della pecora, voce dei pastori sardi. Quindi anche uno strumento attuale, c'è sempre in zaccacca, con cui studiamo dei ratti, che si vuole pagare, ed è sempre a dipendere di queste cose. Quindi ascoltatelo, che si fa il piacere, applaudire, che questo fischiai, pure che Non ti fai nulla. Bravo, bravo, già bella idea, attento. Maestro Giovanni. Pronto sei, accordato, sei tutto campo? Sì, Ancora sì, dei peschisti a te piace No. sul microfono? Da che Una andano volta fuori che a tu questa che tu che d'asta, riesci con te. Ragido. No, poi veniva giusto a sue trinchiglie si erano adotto, su progetti erano adotto, e ora si va sentendo magari di musica nostra, tradizionale, e poi, dato che c'è Sospiti. sospiti, Davide, Deus e dove sono tra con noi, poi si sono abituati, si piace a Salvini a che è tutta pari a vita di essi, però è sempre bello. Certo. Poi, a volte questa musica è bella, questa musica sarda, però a noi a volte parla da strinta, quindi conoscendo gente di Enci che sono, è sempre un piacere, è sempre da imparare in ogni luogo. Quindi spero Certo, è bello sapere. che pure, si certo. divertiate, che si piace. Tammata sapete un desi. Allora, no, tammata sa cascitta, sa macchina avete un guardia, ci risponde in macchina direttamente. Andava bene? Dai, Dai, fate gli Dringhillos. scherzi, buon divertimento. a Si tutti. pio Zagoa, Trinchiglios. Thank you.
Adesso è rientrato.
Grazie. Mi sa che vi ho detto poco callentato sul logo, però vado subito a intervistare, se mi conosco un'altra volta, Gianni, tante nasa. Aggiungevo un altro tamburello, dai, ci provo. Davide, noi ti richiamiamo qui. E questi che usa questionare in sardo, ma non vieni, disso. Ah, no, ci pensa a Gianni a questionare in italiano, quindi. Un altro applauso a Davide. Proviamo a immischiarti nei nostri balli, ma lo sappiamo già che ce la fai. Uno ballicetto all'estero, ma comprendi Gianni, quindi ti dà di rausa balletto subito.
Margherita, una mascherita, invece non ce l'occhio Margherita. Bom bom bom, billy bom, billy bom. Bom bom bom, billy bom, billy bom. Bom bom bom, billy bom, billy bom. Bom bom bom, billy bom, billy bom.
Grazie. Siamo partiti dalla Sicilia, abbiamo attraversato il mare a nuoto. Siamo arrivati a un ballo campidanese o geronese, questo vuole, dai. Come ci da cabaso, Gianni? Bella danza. Andiamo a Zara, dai. Ma non portoghese. Ma è sto punto, dai. Tu non
puoi scappare, devi restare sempre qua. Poi inventavo su Ivo a finire di salutare tutto questa cricca nostra, ci da acabato con questo ballicetto. Noi ci ringraziamo su noi prima di suonare. Tanto sarà su musica, dai, poi bravo. l'approfitto per fare un altro giro di ringraziamento. Si devono rappresentare i suonatori. Se mi conosco siciliano, Davide Campisi, Beni Dorrao in Sardegna, Ignazio Cadeddu, Geddu conoscete sa chitarra, e Andrea Vudu a sa fisarmonica, questo picciocco di noi, Jonathan della Marianna, Solitus e Leonedda se Trumfas e Gianni Azzori a Serbeccofono. Già che noi ci siamo, approfitto per dare grazie a fine a Sudenico, a Davide Grabu che è un Gunisi, grazie a Davide, questo bello traballo che ha fatto se faendi, Riccardo Cuccu, Carlo Palma, Siorietta Puggioni, Antonella Assadi, Enrico Piccheri che è venuto tutto su staff di questa organizzazione, e allora i sponsor, sa Regione Sarda, su Comune, con su Sindico, Gianluca, su Comune del Maracalagoni, Fondazione Sardegna, Comune de Vula, su Muspos che sa fare una serata con Stadisi, Casa Assadi e sa socio Ballo d'Undu. Poi devo se raccomando de tornare grasi, perché noi si accabavano, ne avevo due, no? In Geroni, ad tornare fino a Ignazio che si è questionato di cigar box, vero, su tutte cose di Aici, e un altro amico nostro, un suonatore curdo, che ha da fare musica curda, turca e suffi pure, dunque sa, una bella serata, andare a dove si amici, si parenti, si vicini, si deve accostare, che bello, a posto acqua, un po' grasi, però chi provvede, davvero sono Don Ignazio Cadeddu, e dunque sa, se lo a posto, non c'è un problema. Poi vai. No, non sono buono a cantare, non sono buono a cantare, non sono buono. E sapunato tutto, tanto da serrato in musica, come ti da serrato? E ti sei invece a ascoltare. Gianni ha proposto una... Vabbè, tra l'allero non ce n'è su gigante, a meno che a Gianluca non mi dà a cantare. No, mi sa che non ballicere, ma più su Maestro Buddha e Tandinara, e Tandione. Pensando da serrato Aici. Da serrato un bellese, a Davide nostro. E a Crasi. E a Crasi, grazie ancora. Grazie. Grazie.
Grazie e buonanotte a tutti. Buonanotte Zona Nord.